Se Giorgio Armani è il simbolo indiscusso del rilancio di Milano attraverso la moda, c'è un altro personaggio destinato a diventare l'icona dell'intraprendenza milanese degli anni '80. Questa è la campagna lombarda. Questa strada che stiamo percorrendo, vai un po' più forte Nino, è un preludio al nostro quartiere, con queste radure verdi e con queste quinte di alberi. Produce la sensazione. Ha iniziato la sua attività come imprenditore edile e sta edificando dei quartieri città che si chiameranno Milano 3. Così ti aspetta Milano 3, la tua nuova città. Si chiama Silvio Berlusconi. Se fossi nato nella Arabia Saudita avrei fatto lo sceicco. Se fossi nato a Treviso mi sarei chiamato Berlusconi. Se fossi nato a Napoli, a parte che mi sarei chiamato Berlusconi. E questa è la sua visione di Milano agli inizi degli anni '80. Te lauret sempre, cioè lavori sempre, che sembra latino ma è milanese autentico. Ecco, io credo che la Milano che io conosco è una Milano molto laboriosa, in cui le luci degli uffici si chiudono molto dopo l'ora di cena, e io posso confermarle che dopo le 8 raggiungo moltissime persone all'ora al tavolo di lavoro ancora. Ma Silvio Berlusconi ha già intuito che con l'inizio del decennio si sta aprendo una nuova frontiera. Servizio pubblico radio-televisivo e regolamentazione delle emittenti private. Questo è il tema di un convegno svoltosi a Milano. Entro la fine di marzo il governo presenterà un disegno di legge per porre fine all'anarchia dell'etere. Divieto di interconnessioni delle reti locali su scala nazionale, imposizione di un tetto per la pubblicità, obbligo per le varie televisioni libere di produrre in proprio una certa quantità di programmi. Il presidente di Canale 5, Silvio Berlusconi, ha attaccato il progetto in nome della libertà d'antenna e della libera concorrenza. Nel 1978 Berlusconi ha comprato Telemilano e nel 1980 l'ha rinominata Canale 5, trasformandola in un network di emittenti locali che, grazie a un'intelligente trovata, può garantire una copertura nazionale. Di fronte a Giulio Malgara, che allora era padrone della Chiaviaforti, e a Consonni, che era padrone della Coca-Cola Italia, che lo sollecitavano dicendo: guarda, noi non ti possiamo dare la pubblicità perché tu non sei nazionale. Lui inventò una cosa straordinaria. Berlusconi ordina di creare tante copie registrate dello stesso programma che, con un sistema di trasporti ben organizzato, vengono consegnate a tutte le emittenti locali che fanno capo al suo network. Con un sistema di taxi, di aerei e di elicotteri, ogni programma poteva iniziare nello stesso momento, nella stessa ora. Chiamò dopo un po' di tempo Consonni e Malgara, dicendo: guardate, io sto facendo una televisione nazionale, tu dove sei Giulio? Sei per caso a Palermo? Sono le 21 di sera? Guarda accendendo la televisione che cosa vedi. E nella televisione locale andava in onda lo stesso programma che andava in onda a Torino, a Venezia, a Bologna. Nazionale e super popolare, grazie anche a una poderosa campagna acquisti di volti noti della TV pubblica, a cominciare dal re dei quiz, Mike Bongiorno. Allegria! Berlusconi offrì una cifra che davvero, Mike me lo disse, non poteva assolutamente rifiutare. E ad alcuni grandi serial televisivi americani, come Dallas. La Rai aveva preso alcune puntate pilota, il programma aveva avuto grande successo. Berlusconi arrivò e nello spazio di mezz'ora a Cannes comprò le altre 5.000. Quando si presentarono quelli da Rai, con calma, perché avevano dovuto fare riunioni di consiglio di amministrazione e poi sentire i capi struttura e poi i vice di capi struttura e poi l'ufficio legale, si presentarono per dire: va bene, abbiamo fatto un esperimento, queste 6 puntate ci possono andare bene, gli diamo 4 soldi, dateci anche il resto. Loro dicono: mi spiace, sono state già comprate. Da chi? Da una televisione italiana. Dice: scusi, la televisione italiana siamo noi. No, dice: scusi, guardi qua, c'è uno, guardi, Canale 5, Silvio Berlusconi. La TV privata di Berlusconi è una delle principali novità del decennio, una novità che nasce a Milano. Berlusconi diede tutto quello che serviva per sognare, grandi varietà, grande colore, e poi noi funzionavamo 24 ore su 24. Era tutto come a Las Vegas, cioè era tutto rutilante. Dall'investimento sulle costruzioni edili alle televisioni, da una cosa concreta come un mattone a una immateriale come le immagini. Il salto che compie Silvio Berlusconi è il segno di un profondo mutamento che sta verificandosi nel paese, a partire da Milano.
Sarà proprio il socialista Bettino Craxi, con un decreto del 1984, a rimuovere l'oscuramento delle TV di Silvio Berlusconi, disposto da alcuni pretori in base alla legge che proibiva alle reti private di trasmettere su scala nazionale. Un decreto che consente all'imprenditore milanese di proseguire la sua corsa verso la conquista del mercato pubblicitario televisivo. Berlusconi all'inizio degli anni '80 bypassa completamente le agenzie di pubblicità. Va dagli imprenditori e dice: io sono un imprenditore come voi, non fidatevi di quello che vi dicono le agenzie. Quando c'era soltanto la RAI erano soltanto 500 le aziende che potevano utilizzare la RAI per la loro pubblicità, per la pubblicità di poco più di 1000 prodotti. La verità è che lui ha messo in movimento tutto un mercato anche chi la pubblicità non aveva mai pensato di farla. Lui andava dall'imprenditore e diceva: vuoi fare una campagna pubblicitaria su di me? E questo rispondeva: mi dispiace, non ho il budget, non ce l'ho. Non ti preoccupare, il budget te lo do io. Tu però fai una campagna a vendere solo su di me. Dopo 6 mesi tu mi dai una royalty su ogni pezzo in più che vendi a partire dal momento stesso in cui inizi la campagna. Se avete bisogno dei creativi delle agenzie, non preoccupatevi, io ho dei creativi formidabili, anzi, io curerò tutte le campagne. Con il business della pubblicità, la Milano da bere diventa la Milano da vendere. Le professionalità che c'erano qui non c'erano da altre parti, per cui se davvero qualcuno aveva bisogno di uno spot pubblicitario, per esempio, era sicuro che venendo a Milano avrebbe incontrato l'agenzia giusta per lui. Bene, i cittadini di Ravenna confermano l'immagine che ci avete dato e che vogliamo che non soltanto loro conoscano, ma che conosca un pubblico più ampio, per cui con la nostra campagna dovremo raggiungere non solamente il target dei cittadini di Ravenna, ma anche evidentemente un target più ampio, per noi più interessante. In questo filmato dell'Istituto Luce, una giovanissima e quasi irriconoscibile Daria Bignardi ci introduce alla terminologia pubblicitaria che si afferma a Milano negli anni '80. Ogni prodotto ha un suo pubblico che diventa il target. Con la moda, le TV commerciali e le agenzie pubblicitarie, Milano diventa un colossale serbatoio di immagini destinato a soddisfare tutte le esigenze del paese. Chiunque vuole immagine in Italia viene a Milano e dice: aiutatemi a diventare qualcuno. E a Milano c'è questo servizio chiave in mano. Tutti quelli che hanno lavorato in quel periodo ricordano questa caratteristica di Milano, cioè per quando ti serve, per subito, benissimo.